Mister, arriva una bella vittoria, un bel risultato, vi chiedo a livello di prestazione, oggi è soddisfatto? Io non sono mai soddisfatto. Primo tempo sì, siamo passati in vantaggio, ma siamo stati poco fluidi, non abbiamo fatto quello che abbiamo provato durante la settimana e il secondo tempo sicuramente meglio. Non era facile da un punto di vista mentale perché insomma affrontare l'ultima in classifica, un punto, e magari si poteva prendere sotto gamba. La squadra è stata brava comunque a partir forte, ma c'è ancora tanto lavoro da fare. Ecco, e in avanti siamo praticamente tutte. Sono contento. Offensivo, quanto è felice questo dato, considerando anche le cose di Parma. Sì, dal Parma cominceremo a pensarci da domani. È importante che davanti abbiano fatto tutte gol perché è fondamentale, si poteva fare sicuramente meglio, dobbiamo fare meglio e per adesso va bene così e da lunedì ci prepareremo per Parma. Grazie. Grazie a voi. Mister, risultato amaro, è vero, contro la prima in classifica, passivo troppo pesante secondo lei? In realtà il passivo credo che in questo momento sia la cosa minore. Abbiamo tenuto solo 20 minuti e questo dove sto cercando sempre di battere, che non abbiamo ancora capito che, e sono passate 15 giornate, che i nostri minimi errori sono puniti, perché questa è la categoria e dobbiamo mettercelo solo in testa. Questo è tanto, ma chiaramente oggi la partita era a senso unico, è giusto così. Le chiedo se la partita di domenica prossima, quella contro il Tavagnacco, è la partita diciamo decisiva in questa fase della stagione, anche magari per dare un po' di morale. Allora, le partite noi le prepariamo tutte cercando di fare il nostro meglio. La partita sarà importante perché è una squadra che a differenza della Lazio chiaramente ha dei numeri diversi, cercheremo sempre di fare il nostro meglio. Grazie mister. A voi. Matilde, arriva una sconfitta contro la Lazio, una sconfitta pesante. Al di là del risultato, secondo te a livello di prestazione cos'è che non ha funzionato? Ma noi abbiamo fatto quello che abbiamo preparato, quindi stare strette e aspettarle. Ovviamente se sono prime un motivo c'è, quindi noi pensiamo alla prossima che è sicuramente più importante. Ecco, allora ti chiedo quanto vale la partita contro il Tavagnacco, considerando anche la situazione di classifica e considerando magari anche la possibilità di darsi un po' di morale in caso di vittoria e di buon risultato. Vale tantissimo sia per la classifica sia anche per me personale perché l'anno scorso giocavo là, quindi daremo tutto e sono sicura che usciremo con 3 punti in tasca. Grazie. Ciao. Noemi, arriva una bella vittoria per te, che significa questa giornata? Beh, sicuramente a livello personale è una giornata che non dimenticherò facilmente e per la squadra, per me sono contenta e questi 3 punti ci servono e soprattutto dobbiamo essere ancora più cattivi sotto porta e siglare ancora più gol che sono importanti. Senti, oggi ha segnato tutto il reparto offensivo della Lazio, tu hai messo a segno una tripletta. Questa stagione ci sono tante soluzioni davanti, ti chiedo come la stai vivendo? Beh, come una giocatrice normale, questo è il calcio, la competitività c'è e quindi continuo a lavorare ogni giorno per questi momenti qua. E poi l'ultima, settimana prossima big match con il Parma, quanto vale come partita? Beh, vale tantissimo sia per la classifica che per il nostro umore. Dobbiamo continuare così fino alla fine, ogni partita è importante a modo suo e bisogna soltanto crederci fino alla fine. Grazie. Grazie a te.